Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Libro, lo ricorda attraverso il suo profilo Facebook Enzo Alessi, presidente della Biblioteca Comunale di Raffadali, ed è il giorno e il mese in cui nacquero, evidenzia, due grandi della letteratura mondiale, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. E nella giornata mondiale del libro, Alessi, nel suo ruolo di guida della biblioteca, ricorda a tutti e alle scuole che la biblioteca dispone di oltre 15.000 volumi che possono essere ottenuti in prestito rivolgendosi alla bibliotecaria Nada Murena. Poi Alessi fa un forte appello agli insegnanti affinché invoglino gli studenti al piacere di leggere un libro, specialmente di narrativa, e sottolinea l'importanza degli autori siciliani: Pirandello, Sciascia, Verga, Capuana, Camilleri, Buttitta, Bufalino, Consolo, Tomassi di Lampedusa. E poi l'intellettuale, che riesce a organizzare eventi di pregio in favore della cultura con cadenza settimanale, invita quanti possano farlo a partecipare al Canto Libero il 25 aprile alle 17:30 presso l'auditorium della Biblioteca Comunale di Raffadali, che vedrà l'incontro di veri poeti che declameranno le loro poesie. Sarà anche presente un musicista e cantore di indiscusso genio e popolarità, Antonio Zarcone.